Nonostante sotto per 2 volte, la città di Sant'Agata con carattere rimonta il Ragusa grazie alla doppietta dell'ultimo arrivato Francesco Di Piedi dalla Nuova Egea Virtus e inizia il 2025 con un pareggio, il terzo consecutivo al Fresina. La squadra di Raciti, che di fatto deve ancora una volta rinviare l'appuntamento con la vittoria, che manca ormai dallo scorso 10 novembre, rischia dopo 2 minuti quando Tagliarino dal limite sfiora il palo alla destra di Minguzzi. I locali rispondono subito, prima con Di Piedi che al 15° gira verso la porta il cross di Pussetto, ma Grasso neutralizza, e subito dopo con Pussetto che, ben servito in aria da un lungo lancio dalle retrovie, sciupa tutto calciando sul fondo. Poi però il Ragusa torna a spingere, al 24° Minguzzi dice di no alla botta di Abercon. L'estremo santagatese è decisivo anche poco dopo, chiudendo in uscita il tentativo di Crisci. Il portiere bianco-azzurro deve rendersi invece al minuto 29 quando Ametai lo fulmina con un potente tiro da fuori che vale il vantaggio per gli Iblei. Una gioia che però dura poco per gli ospiti, infatti al 38° Di Piedi rimette tutto in parità, spedendo in rete la respinta di Grasso sul tiro di Pussetto e bagnando al meglio il suo esordio con la maglia santagatese. Nella ripresa però, dopo il diagonale di Bovo che manda fuori l'invito di Catalano, il Ragusa si riporta in vantaggio al minuto 52 grazie a Abercon che da 0 metri deve solo spingere in rete il servizio di Ametai per il gol che vale il 2-1 per gli azzurri. Ma ancora una volta il Sant'Agata reagisce al minuto 65, Di Piedi gira in porta il cross di Catalano per il gol che vale il 2-2, la gioia dei tifosi del Fresina. Per l'attaccante ex Egea Virtus è doppietta personale. Il Sant'Agata ci crede, nel finale cerca con forza la vittoria, ma prima il corner di Catalano è respinto da Grasso, poi la punizione del solito Catalano è bloccata con affanno dall'estremo avversario e infine il diagonale di Manfrellotti a pochi minuti dal 90° non c'entra la porta per questioni di centimetri. Il Sant'Agata rimane al terzultimo posto con 16 punti in piena bagarre play-out e domenica per i bianco-azzurri trasferta a Barcellona per un derby salvezza contro la Nuova Egea Virtus da non perdere.